Il Napoli punta già ai rinforzi per l'estate. Segrova, Gabri Veiga e Sudakov in lista. Una notizia bomba di calciomercato è stata appena rivelata. E noi siamo qui per darvi tutte le informazioni esclusive. Come sempre, non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. E ora passiamo agli affari. Anche se il mercato invernale è finito, il Napoli è già alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, Edon Segrova, ala kosovara del Lille, resta uno dei principali obiettivi del club partenopeo. Il club francese si è opposto alla sua cessione a gennaio, ma l'aspettativa è che a metà anno possa arrivare una nuova offerta. Un altro nome tornato nei radar è quello di Gabri Veiga, centrocampista spagnolo di 22 anni che ha sfiorato il Napoli prima di firmare con l'Al-Ahly. La dirigenza vede ancora il giocatore come un'aggiunta ideale al centrocampo di Conte e cercherà di fare un'altra mossa in estate. Anche Georgi Sudakov, giovane stella ucraina dello Shakhtar Donetsk, è sulla lista dei rinforzi. Il club ucraino ha già chiesto più di 50 milioni di euro per il giocatore, ma ci si aspetta che una trattativa possa portare a valori più accessibili. Con questi tre nomi nel mirino, il Napoli mostra ambizione per la prossima stagione e vuole rinforzare la rosa con talenti e giovani. Ma Segrova, Gabri Veiga e Sudakov sono le opzioni migliori per la squadra. Ora tocca a voi, tifosi. Chi sarebbero i rinforzi ideali per il Napoli? Segrova potrebbe fare al caso nostro? O il centrocampo ha bisogno di Gabri Veiga e Sudakov? Lasciate la vostra opinione nei commenti e partecipate al dibattito.